striscio interno per Nuovator 3 teste di Antonello Santi, che per la prima giornata di ritorno batte tra le mura amiche il Pomezia per 3-0. Prima occasione da gol in favore dei padroni di casa dopo un batti e ribatti in area di rigore. Stera che arriva sulla destra, palla all'interno dell'area di rigore, conclusione murata dall'estremo difensore della formazione pometina, oggi in maglia totalmente blu. Poi Pomezia che riesce a sventare la minaccia ancora, Nuovator 3 teste pericolosa nel corso della prima frazione di gioco, poi padroni di casa che si rendono ancora pericolosi con questa conclusione che termina sull'esterno della rete. Tor 3 teste che resta in inferiorità numerica dopo un quarto d'ora con il cartellino rosso estratto dal direttore di gara all'indirizzo di Nobile. Padroni di casa che restano allora in 10, Pomezia che prova ad approfittarne con questa azione di infilata, formazione ospite vicinissima al vantaggio, conclusione murata dall'estremo difensore dei padroni di casa. Ancora Nuovator 3 teste sul finale della prima frazione di gioco, colpo di testa che scheggia la traversa, ottima parata da parte del numero 1 del Pomezia che si ripete ad inizio di presa. Il match si apre con questo calcio di punizione con Calaveri alla decima del secondo tempo. Tor 3 teste 1, Pomezia 0. Poi su questo calcio di punizione battuto con il sinistro, colpo di testa vincente al 15° da parte di Pietro Lati che converte così il match 2-0. Il finale vede un altro calcio di punizione, questa volta battuto con il destro, un altro colpo di testa ma di maschile, e al 21° il match va sul 3-0, con cui poi si chiude triplice fischio, infatti dopo il recupero da parte del direttore di gara.